Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di un nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi vedremo un po' di continuare la nostra avventura qui a Lucretown. Come potete ben vedere siamo riusciti ad ampliare il nostro centro cittadino, abbiamo completato qualche attività residenziale nella parte est della nostra mappa e siamo riusciti anche ad edificare qualche attività commerciale utile alla nostra città per farla crescere economicamente. Per quanto riguarda il video odierno vedremo un po' di basarci sulla nuova richiesta da parte della popolazione. Come potete ben vedere nella parte bassa dello schermo, accanto all'indicatore della popolazione attuale della città, ritroviamo tre barre. La prima indica la domanda residenziale, ovvero nel momento in cui ci sarà all'interno della nostra cittadina una certa voglia di trasferirsi ovviamente all'interno dei nostri confini, questa domanda aumenterà e il nostro obbligo sarà quello di offrire una residenza, ovvero una casa, a coloro che arriveranno appunto in città. La seconda sbarra, quella della domanda commerciale, indica appunto che i cittadini che si ritrovano nella nostra città hanno bisogno di investire il loro denaro in determinati punti di ristoro, come per esempio le attività commerciali che abbiamo appena adesso realizzato. Mentre la terza domanda, e sarà proprio quella di cui ci occuperemo oggi, la domanda industriale, indica che la nostra popolazione ha bisogno di un lavoro abbastanza consono che è diverso da quello che abbiamo posizionato nel video precedente, come per esempio le attività commerciali o il comune. Ci stiamo riferendo proprio alle attività industriali. Ieri ero riuscito a costruire qualche industria in questa zona, ma ho eliminato il tutto in modo tale da rendere più omogeneo lo spazio, visto che non ne abbiamo disponibile molto, dovuto al fatto che abbiamo disponibile una bella montagna in centro. Quindi vediamo un po', ho ridimensionato lo spazio e vedremo un po' di capire adesso in che modo può essere costruita una strada anche in maniera un pochino diversa. Abbiamo ben 5 selezioni possibili, ovvero possiamo edificare, anzi possiamo costruire una bella strada dritta, solo a 45-90 gradi, delle strade quadrate per creare immediatamente un bel centro cittadino, oppure addirittura delle strade ad arco. Per esempio una viale a bassa densità potrebbe essere molto ma molto utile in queste zone industriali, visto che non è necessario creare un particolare centro, come dire, abbastanza rispettoso, quindi possiamo costruire adesso, dopo questa bella curva, un eventuale centro industriale abbastanza consono in questa zona. Molto bene, vediamo un po' come stiamo col denaro. Abbiamo ben 25.000 dollari all'interno delle nostre casse. Perfetto, è importantissimo collegare il tutto all'autostrada in modo tale da collegare la nostra città a tutte le altre città che possiamo ritrovare all'interno della nostra Monkey Island. Perfetto, vediamo un po' di collocare la nostra area industriale. Perfetto, strumento per le zone industriali. L'industria crea posti di lavoro, perfetto, per tutti i tuoi sim e ti permette di pagare le tasse più salate. Molto bene, colloca le zone industriali vicine alle strade per sviluppare l'industria. Perfetto, il vento è un fattore davvero molto importante, sono riuscito a notarlo in maniera davvero molto rilevante. Ovviamente, oltre a essere fondamentale per il funzionamento della nostra centrale eolica, è molto importante per sapere l'inquinamento, ovvero le nubi di gas che si ritroveranno al di sopra della nostra città, dove andranno una volta fuori dalla nostra atmosfera. Quindi potranno addirittura andare ad inquinare il territorio di un nostro vicino. È una cosa abbastanza divertente. Ok, il nostro complesso industriale adesso è stato realizzato. Nel momento in cui verranno issate, come dire, e gli impianti di costruzione, inizieranno ad essere disponibili all'interno della nostra città particolari lavori. Allora, visto che abbiamo per adesso eliminato il problema dell'acqua, dell'energia, adesso il problema dei lavori, vedremo adesso di eliminare i problemi aderenti ai rifiuti che a breve si presenteranno, come per esempio le acque reflue. Le acque reflue sono un problema nel momento in cui non vengono, come dire, sistemate in una determinata zona. Infatti il tubo di scarico delle acque reflue, con ben 3.500 dollari, abbiamo la possibilità di convertire tutte le acque di scarico della nostra popolazione indicate da queste come dire, icone in nero, ovviamente ovviamente gli scarici delle case della nostra popolazione vanno a ritrovarsi in una determinata area. Addirittura è calata la notte qui a Lucretown. Ovviamente costruire sia edifici per la liberazione quindi dell'immondizia, ma anche delle acque reflue, ci permetterà di investire molto meno sulla sanità. Come potete vedere dal grafico, ovviamente non abbiamo nessuna concentrazione di batteri e soprattutto nessuna possibilità di malattia o addirittura di morte. Quindi investire molto adesso nelle acque reflue, ma soprattutto anche nello smaltimento dei rifiuti, ci aiuterà a investire meno nella sanità. Quindi rallentiamo un attimo la velocità e vediamo di collocare questo nuovo edificio.
visto che è un edificio abbastanza sporco, dobbiamo collocarlo in una zona un pochino distaccata dalla nostra città e avevo pensato proprio alla nostra bella montagna. Ritroviamo addirittura una bella salita disponibile, quindi con una bella strada a bassa densità possiamo collocare una bella stradina qua su. Vediamo un po', perfetto, adesso andremo a creare un bivio, molto bene, questo porterà verso come dire, il complesso delle acque reflue e magari qualche altra costruzione la possiamo collocare qua su, quindi magari qualche impianto elettrico oppure altra zona industriale, visto che questa zona è distante da quella cittadina. Molto bene, ecco qui l'impianto delle acque reflue, perfetto, collochiamolo. Adesso l'impianto inizierà a lavorare, come potete vedere il tubo delle acque reflue funziona regolarmente, ci costa 100 euro l'ora e inizierà a pompare dell'acqua. Vedremo un po' in che modo, guardate un po', tutte le acque appartenenti alla città, che addirittura sono straripanti, iniziano a salire verso l'alto, guardate, ecco qui, ed ecco che iniziano a smaltire, ad essere smaltite le acque e salgono al tubo di scarico delle acque reflue, aiutando notevolmente la nostra popolazione. Perfetto, ovviamente anche le industrie con i loro scarichi attraverso l'autostrada portano tutta la loro roba all'interno di questo piccolo edificio. Perfetto, vediamo un po' adesso in che condizioni si ritrova la nostra industria. Perfetto, adesso che il problema delle acque reflue è stato eliminato, vedremo di concentrarci ancora nelle aree industriali, visto che la domanda è calata, ma non molto, quindi diamo un'occhiata adesso qui come sta andando la situazione. Vi ricordo che le aree industriali sono soprattutto delle aree molto particolari e soprattutto soggette ad incendi. Ovviamente nella nostra città dobbiamo tener conto di innumerevoli fattori, come per esempio avete visto la sanità, l'inquinamento, ma soprattutto gli incendi. Ovviamente le industrie che prenderanno fuoco durante la nostra attività saranno declassate e soprattutto perderanno la loro integrità e soprattutto il loro tempo, quindi è importante costruire eventuali centri, caserme dei pompieri per evitare quindi la loro distruzione. Ok, adesso che abbiamo edificato in maniera adeguata le nostre strade, vediamo di collocare adesso nuove zone industriali, perché ovviamente saranno fondamentali per la nostra ripresa economica, ma soprattutto per l'integrazione di nuovi cittadini in queste aree. Perfetto, vediamo un po', queste strade sono molto ma molto utili perché nelle zone a bassa densità costano davvero molto poco e sono molto efficaci. Perfetto, vi dico che per creare in maniera molto omogenea le zone industriali è importante e basta cliccare CTRL nella zona destinata per ovviamente raccogliere tutta la parte interessata. Perfetto, dannazione, con questa pioggia non riesco a notare in maniera rapida la zona che dobbiamo costruire. Dannazione, ci sono addirittura angoli troppo acuti perché possiamo ritrovare anche la modellazione del terreno in maniera diversa. Ok, vedremo un po' di ragionare in altro modo. Innanzitutto vediamo di collocare un'altra bella area industriale in questa zona e ovviamente anche in quest'altra. Perfetto, allora la nostra area industriale a quanto pare sta per essere ultimata, vediamo un po' come sta andando. Chiuso, cercasi lavoratori, molto bene. Vediamo di creare adesso un bel collegamento con la nostra città. Ah no, perfetto, è già tutto collegato, non ci sono problemi e soprattutto la felicità industriale sta per aumentare. Vediamo un po'. Nella sezione dell'approvazione, ovvero della nostra felicità, possiamo notare tutta la nostra città secondo il lato della felicità, soprattutto i loro pensieri. Come potete ben vedere, la felicità del reddito basso indica che ci sono dei posti dove fare shopping, ci piacciono i nuovi edifici, ma odiamo questi edifici cittadini. Wow, vediamo un po'. Ovviamente ci sono eventuali opinioni da parte di tutta la città, non tutta la gente pensa allo stesso modo, e soprattutto per aumentare il livello di gradimento del suolo possiamo implementare determinati parchi nella sezione adeguata, che si differiscono tra parchi di base, sport, natura, piazza e formali. Ovviamente ogni parco ha la sua conformazione e aumenta di un determinato valore il territorio. Bene, adesso che il problema dell'inquinamento è stato risolto, ma anche il problema industriale, come potete ben notare dalla nostra icona, adesso le industrie lavorano perfettamente, sono addirittura abbastanza felici, potete notare dall'icona del grafico. Vedremo un po' di realizzare la nostra area industriale, la nostra area residenziale in maniera più consona. Guadagniamo ben 2139 dollari l'ora. Provengono molti dalle industrie, ma soprattutto anche dalle nostre case. Perfetto, vediamo un po'. Perfetto, vediamo di realizzare il nostro centro cittadino in maniera adeguata. Dannazione, guardate quanto costano queste dannate strade. Dobbiamo condurre la nostra... attenzione, qua c'è il municipio, l'avevo dimenticato. Conduciamo quindi il nostro impianto residenziale secondo diverse zone, ok, tutte collegate all'autostrada, perché sarà fondamentale per... attenzione, perfetto, sarà fondamentale per i collegamenti. Molto bene, guardate un po' che figa la nostra
area residenziale adesso. Diamo un'occhiata ai soldi e stanno terminando, vediamo di essere molto più cauti con la costruzione di queste dannate strade. Ovviamente scelgo queste strade perché sono molto più utili con l'avanzare del gioco. Adesso vi spiegherò. Attenzione, vediamo di collocare un attimo l'ultima sezione di strada. Perfetto, molto bene. Possiamo ampliare l'area residenziale visto che abbiamo bisogno di molti più lavoratori ed evitare che le industrie falliscano. Perfetto, quest'area la continueremo a destinare a quelle commerciali nel momento in cui ci sarà bisogno. Benissimo, ancora guadagniamo abbastanza dollari l'ora, quindi abbiamo ancora la possibilità di creare altri viali a bassa densità. Perfetto, olè. Ho scelto questa regione, ovvero ci ritroviamo vicino al mare, proprio per inaugurare il tutto con un bel porto. Magari le vie di comunicazione possono essere migliorate. Allora, vediamo un po'. Perfetto, vediamo di collocare adesso altre aree residenziali e attendiamo che le persone arrivano e iniziano a popolare la nostra cittadina. Avevo pensato di collocare la nostra centrale eolica nella zona superiore della nostra mappa, ovvero al di sopra della montagna, e potrebbe essere magari un'idea abbastanza consona, perché dando un'occhiata alla mappa del vento potrebbe esserci una perturbazione magari più elevata nella parte superiore della città, però per adesso possiamo lasciarla in questa posizione. Attenzione, vediamo cosa dice il nostro amico del consumo delle merci. Diamo un'occhiata. Allora, l'industria invia merci agli edifici commerciali, il magazzino e il deposito commerciale, piazza più zone commerciali e quindi costruisce un magazzino commerciale per avere più smercio delle merci. Perfetto. Vediamo un po' cosa ne pensano i nostri, la nostra industria. Diamo un'occhiata un attimo alla felicità per vedere che cosa hanno. Per adesso non hanno nessuna lamentela, molto bene, ancora li ritroviamo molto bene nella nostra città. Perfetto, aumentiamo la velocità. Perfetto, sta crescendo la domanda commerciale ma anche quella residenziale. Date un'occhiata, ma c'è qualcosa che non va, vediamo un po'. Avevo visto qualche pensiero negativo all'interno della città. No, sta andando tutto perfetto. C'è qualcosa qui, vediamo un po'. Signore, ci segnalano che un pazzo furioso di nome Dr. V sta minacciando la città, la regione. C'è un solo modo per sconfiggerlo. Nessun rimorso, non te ne penterai. Ricompensa 5 dollari. Una nuova missione, vediamo un po'. Maxis Man, dobbiamo riportarlo indietro. Ci serve una città un po' più grande per dargli una casa. Forse a quel punto si presenterà per salvare la situazione. Altri 5.000 dollari. Queste missioni sono molto particolari. Ecco, come potete ben vedere sono un po' molto strane, ovvero piazza il maniero di Maxis, manda Maxis Man di pattuglia. In pratica io ho acquistato la limited edition, quindi è compresa anche l'espansione brutti e cattivi, anzi buoni e cattivi, ecco, e permette appunto la costruzione di edifici molto particolari che indica appunto il nostro poliziotto. Però l'obiettivo attuale è quello di raggiungere i 2500 residenti. Una cosa che mi piace di SimCity è che il gioco ti tiene sempre d'occhio, affermandoti appunto un obiettivo dal quale appunto non si può scappare. Raggiungere i 2500 residenti sarà appunto il nostro prossimo obiettivo. Siamo a circa 1500, quindi ne mancano un migliaio. Allora, vediamo un po' di popolare anche quest'altra area residenziale. Perfetto. Vi dicevo che ho scelto queste strade perché col passare del tempo il traffico sarà congestionato e aumenterà davvero in maniera drastica, e quindi con queste strade nell'area residenziale avremo la possibilità di gestirlo nella maniera migliore. Perfetto, vediamo un po' di posizionare il tutto. Perfetto. Aumentiamo adesso anche qualche altra attività commerciale in modo tale da sfruttare i nostri commerci al massimo. Perfetto, vediamo un po' adesso come sta andando la situazione. Guadagniamo addirittura 3.309 dollari l'ora, anzi sì, perfetto. Probabilmente per tutta la popolazione che continua ad arrivare la domanda residenziale continua ad aumentare, quindi mi sa che dobbiamo creare proprio un nuovo centro. Visto che abbiamo accumulato ben 20.000 dollari ce la possiamo fare. Ecco, come vi dicevo, vedete un po' il traffico inizia a diventare congestionato nelle zone un po' particolari, quando comincia soprattutto la popolazione a muoversi, a dirigersi verso il lavoro, ma soprattutto anche verso le strutture più comuni come le scuole o qualche altro edificio pubblico. Perfetto, vediamo un po' di collocare il tutto soprattutto all'autostrada e creare quindi questa sorta di strada parallela. Perfetto, l'una all'altra. Guardate un po' qua, ma mi sono accorto che in questo SimCity davvero le infrastrutture, ma anche, come dire, gli edifici molto importanti come il municipio e roba varia costano davvero tantissimo, cioè un costo di manutenzione ma anche un costo di acquisto davvero notevole. I 2500 residenti sono stati completati. Perfetto, adesso vedremo un po' di ultimare questa nostra zona residenziale che andrà ad occupare la parte centrale della nostra cittadina per accogliere tutti gli altri cittadini. Sta crescendo la domanda residenziale ma anche quella industriale, quindi vediamo un po' di gestire il tutto nella maniera adeguata. Vi ricordo tasto CTRL per completare la zona in maniera quadrangolare,
o rettangolare. Perfetto.